proprio labirinto di arginature, con innumerevoli canali, valli e barene che si alternano a campagne bonificate. Un ambiente in cui acqua e terra si intersecano e si fondono insieme. Un paesaggio da scoprire soprattutto nella primavera e nel tardo autunno nebbioso. Il mondo surreale delle nebbie qui si esprime nelle forme più spettacolari. Sono luoghi indicati a chi ama i grandi spazi aperti, dove si percorrono argini e lunghissimi rettilinei, dei quali non si vede la fine. Per chi ama la quiete e il silenzio, lontano dal turismo di massa, i percorsi ciclabili lungo il delta del Po sono l'ideale. E chi la bicicletta non riesce a portarsela da casa, la può trovare direttamente lì. Arrivando sull'argine vicino al ponte di Barche, taglio di Po a Gorino Sullam. Me lo confermi? Benissimo, tra qualche minuto sono lì. Eccomi arrivata, eccoci qua. Guardate che meraviglia questo paesaggio. Vediamo se c'è Francesco. Francesco, sei tu? Buongiorno Laura. Francesco, scusa, forse Ben sono arrivata. arrivata un po' in ritardo. No. Volevo dirti, mi sono fermata lungo il tragitto perché veramente fra valli, mare, insomma, fa davvero piacere. è stato bellissimo. Ti ho Quindi atteso mi sono- volentieri, ti ho atteso Ecco, volentieri. Francesco, grazie. Fate davvero un servizio utilissimo, devo dire, ai turisti, perché portate le biciclette direttamente dove il turista vuole partire per fare il proprio giro in bicicletta, vero? Sì, esatto. Qui ci troviamo occasionalmente in questa posizione che siamo a Gorino Sullam, nell'isola di Ariano, che è un posto meraviglioso da visitare in bicicletta perché si aggancia ad altri itinerari cicloturistici lungo la Sacca Scardovari, lungo il Po di Goro, ecco, per cui è il posto ideale per fare un itinerario in bicicletta oggi. Anche se devo dire oggi c'è forse un po' di nebbia, ma forse rende tutto ancora più affascinante, Francesco. La magia del delta è data anche dalla nebbia, ecco, quindi. Allora, Francesco, voi siete della cooperativa Cose del Po. Ecco, che cosa fate? Cose del Po è una cooperativa che nasce una ventina d'anni fa e noi ci occupiamo di visitazione guidata in tutto il territorio del delta del Po e i nostri soci sono soltanto guide con abilitazione e poi facciamo questa attività da una decina d'anni di cicloturismo, noleggio biciclette. In realtà il noleggio della bicicletta è soltanto un ingrediente dei nostri servizi perché noi poi forniamo, come hai visto tu, ecco, un ventaglio di servizi che consiste nel trasporto della bicicletta dove vuoi, in qualunque punto del delta del Po, il recupero della bicicletta, ti spostiamo, ti facciamo un transfer di rientro se diventa comodo per te e quindi diventa un servizio integrato di cicloturismo. Ecco. Francesco, facciamo un piccolo percorso insieme, Molto mi volentieri, accompagni? certo. Dai, e così mi consigli anche, io prendo questa bici, allora tu prendi quella. Questa è adatta per te, io mi prendo quella. Mettiamo. Così, Francesco, magari consigliami anche che tipo di percorso potrei fare. Allora ti consiglio di fare il ponte di barca di Santa Giulia. Ponti di barca in Italia ce ne sono pochissimi e 3 li abbiamo qui nel delta del Po. Quindi facciamo Monta il ponte anche di tu, barche dai. e poi andiamo verso la Sacca Scardovari. Benissimo.
lasciato Francesco, con cui ho percorso circa una decina di chilometri lungo gli argini del Po di Goro e del Po della Donzella, e adesso faccio una pausa perché qui si può fare anche birdwatching. Nicola. Ciao. Buongiorno. Nicola, eccoti qua. Allora, Francesco mi ha detto che sono in ottime mani, sempre della cooperativa di Cose del Po. Grazie. Allora, qui siamo nel cuore del parco del Delta del Po, giusto? Qui siamo nell'isola di Ariano, siamo in comune di Taglio di Po, siamo tra il Po della Donzella e il Po di Goro, che sono i 2 dei 5 rami del Po. Qua davanti a noi abbiamo una vecchia valle da pesca, che adesso è in disuso, non viene più usata, ed è ottima per venire a fare il birdwatching. Tu sei guida naturalistica? Io sono una guida naturalistica, la mia specialità è proprio il birdwatching, accompagno quante gente. sono le specie di uccelli presenti? Allora, nel questo Delta periodo? abbiamo una lista di avvistamenti fatta negli ultimi 50 anni di oltre 380 specie, che transitano tra la primavera, l'estate e l'autunno nelle loro rotte migratorie. Ecco, in questo periodo, e qui adesso cosa stai guardando? Adesso stiamo andando Cosa verso riesci a l'inverno, andiamo verso il periodo che arrivano le anatre, e in particolare sto osservando questo dormitorio, così come viene detto, di cormorani. vedere? Adesso mi hai fatto venire voglia, adesso sbircio davvero, Prego. Nicola. Prego. Meraviglia, i colori dell'autunno, davvero sono affascinata dal paesaggio che ho qui attorno a me. Sono arrivata all'oasi di Camello, proprio qui davanti c'è la sacca di Scardovari. Per arrivare ho fatto davvero una strada meravigliosa, da una parte avevo i campi coltivati, dall'altra le valli e poi i rami del Delta del Po, insomma davvero un itinerario che consiglio a tutti, tra l'altro proprio alla portata davvero di tutti, un itinerario pianeggiante, quindi adatto a tutte le capacità. Ma adesso rimonto in sella perché il mio viaggio continua. Trovo ad aspettarmi Sandro Vidali di Delta Po Experience. Sandro, grazie di essere qui. Buongiorno Laura, benvenuta, ben arrivata. Anzi. Che meraviglia con questo sole, devo dire, insomma i colori sono tutti più vivi, più brillanti, ma vedo che qui si pesca anche. Diciamo che siamo nel punto nevralgico dell'economia del Delta, che da 30 anni a questa parte punta prevalentemente sull'allevamento delle vongole, delle cozze e ultimamente anche delle ostriche. Queste sono quelle che vengono chiamate cavane? Sì, diciamo impropriamente, nel senso che la cavana di per sé è una costruzione dove il pescatore mette a riparo l'imbarcazione. In questo caso invece queste strutture servono agli allevatori di cozze per lavorarle durante il loro ciclo di produzione 2 o 3 volte per cambiare le reste, prenderle dai vivai, dalle peociare e poi riportarle per metterle a bagno lì. Tra l'altro
va sottolineato che qui viene prodotta l'unica cozza DOP che abbiamo in Italia, insomma, che è quella della sacca degli Scardovari. Sacca degli Scardovari, io dicevo di Scardovari invece? Sì, non è da abbinare al paese, perché il paese prende il nome dai pescatori di Scardove e la sacca anche prende il nome dai pescatori delle Scardove. Quindi Cosa sono le scardole? È un pesce pieno di spine che un tempo si pescava tranquillamente in tutte le acque del delta, oggi è più difficile trovarlo e veniva utilizzato soprattutto per fare il brodo di pesce o la zuppa di pesce. Così. Devo dire che è stato un viaggio bellissimo quello che ho fatto in bicicletta oggi, ho visto dei paesaggi molto diversi, ho visto la pineta, ho visto la laguna, le valli, quindi davvero qui mi sembra ci sia un ecosistema molto variegato. Beh, insomma, il delta del Po ha una biodiversità straordinaria, ce l'ha con le tante specie di uccelli che vivono in questo territorio, ma che vivono qui perché abbiamo proprio tanti ambienti diversi, è come se trovassero tante tavole imbandite dove andare a mangiare, e questo è il motivo per cui tante specie di uccelli, ma non solo, anche di mammiferi e altri animali, vivono in ambienti come questi. Tu citavi giustamente prima le valli da pesca e la laguna come questa che abbiamo alle spalle. Sono due ambienti di transizione, perché noi siamo in una terra giovane, una terra che il fiume ha costruito e che pian piano l'uomo ha trasformato. Sandro, io ti ringrazio per questa nostra chiacchierata, mi hai fatto scoprire cose che non sapevo, che speriamo magari non sapevano nemmeno i nostri amici che ci seguono da casa, e adesso io rimonto in sella la bicicletta. Beh, c'è ancora tanto da pedalare. Ciao Sandro, Ciao, grazie. Eccomi qua in Polesine, non ci sono solo posti meravigliosi da vedere, ma mi hanno detto che si mangia anche benissimo. Massimiliano Givin. Ciao Laura, Massimiliano. Ciao Massimiliano. Allora, Villa Martina. Certo. Raccontami un po' di questo posto, mi hanno detto che qui insomma si va sul sicuro. Grazie. Di Turismo Villa Martina, Massimiliano. Io sono un pescatore di professione, quindi siamo partiti qualche anno fa con entusiasmo con questo progetto. Abbiamo costruito il Villa Martina. Villa Martina perché mia figlia collabora quindi con dedicato me, proprio a tua figlia. Lavora con me e noi proponiamo tutti i prodotti tipici del territorio. Dai prodotti ittici del consorzio degli Scardovari, quindi dalla cozza DOP alla vongola, all'ostrica, famosissima ostrica rosa. Mai blasonata proprio. Esatto, e ci alleghiamo anche al pescato, il pescato nostro e il mercato di Pile. Ma dimmi, dove mi trovo esattamente? Perché sai, non è facile orientarsi. Certo, dove siamo qua esattamente? Io sì, so Cadolfin, che Cadolfin, ok. Cadolfin, certo, una frazione del comune di Portotolle. Siamo a 100 metri dal fiume Po, uno dei rami più importanti che ci sono. E qui, nel mio territorio, dove proponiamo i nostri prodotti. Entriamo? Certo. Andiamo. Massimiliano mi ha detto che potevo entrare in cucina a curiosare un po' e forse anche a disturbare. Ciao Deborah. Ciao. Ciao Deborah, come va? Bene, grazie. Vedo che qui è tutto pronto. Tutto pronto per stasera. Queste sono le tue materie prime. Sì. Che sono? Prova a dirmi. Cappe lunghe. Queste qui, poi? Sì. Fasolari. Poi abbiamo. Bombole. Cicale. Soaso. Questo è il soaso. E lupini. E questa invece che vedo Anguilla. già essere l'anguilla. Ma questo pesce da dove arriva? Tutto pescato nostro.
le vongole Capelunghe Lupini del consorzio nostro di Stradivari. Deborah, io so che la tua passione è diventata anche il tuo mestiere, vero? Sì, Da 4 anni, mi diceva Massimiliano, avete questo 4 anni. Sì. Turismo, questo ristorante. Io so che il tuo piatto forte però sono i primi, è vero? Sì. Spaghetti alle vongole sono quelli che mi piace più farli, il risotto anche di pesce. Ma mi Dopo hanno abbiamo parlato dello scoglio. Lo scoglio, sì. Scoglio, sì. Avete delle quantità, mi Enormi. dicevano. Bello abbondante, sì. Bello abbondante, ecco. Ma quanto è importante in cucina, Deborah, avere una materia prima da cui cominciare sì. di qualità? Serve, sì. Molto importante perché il gusto è tutta un'altra cosa, si sente. So che non sei da sola però qui in No. cucina, vero? Chi No. c'è con te? Abbiamo gli aiuti. Dietro le quinte, diciamo. Dietro le quinte, Renza, Giulia e Thomas che mi aiutano. E poi naturalmente c'è Martina. Mia figlia, Sala, sì. Esatto, che ha dato proprio il nome a questo posto. Questa sera che piatti ci proporrai? Allora, possiamo fare canolicchi alla griglia. Si possono fare anche fasolari alla griglia, si usano anche da ragù. Le vongole e lupini le cuciniamo per fare i sughi, per fare spaghetti. Classico Classico diciamo, spaghetto. con le vongole. Le cicale a vapore o anche ragù, facciamo anche le penne alle cannocchie che sono buone. E il soaso anguilla sulla griglia. Si chiude qui, amici, questa bellissima puntata, devo dire, dedicata al Delta del Po, ai percorsi cicloturistici. Avete capito che qui potete trovare davvero tutto: la natura, il paesaggio, i colori e i sapori inconfondibili che sicuramente porterete nel vostro cuore. Grazie a tutti e mi raccomando, andate in bicicletta, vi fa anche bene.